stanno fosan ben sta testa. Raffaele Viviani, un autore pieno, zeppo di parole strane che non si capiscono. Infatti, a differenza di Edoardo e di Scarpetta, Raffaele Viviani purtroppo è il meno rappresentato in Italia e anche a Napoli abbiamo difficoltà a capire le sue parole. Per esempio, Everritz. Che sono Everritz? Si te fai passare Everritz, presente nella rumba degli Ciugnisi, è un brano pieno di questo tipo di parole. Si te fai passare Everritz significa se ti fai passare i capricci. Poi ci sta un'altra che mi piace assai, che è E Fosan Bennero. Io veramente all'inizio quasi non sapevo, ho dovuto chiamare il maestro Pasquale Scialò. Mi piaceva, ma non sapevo cosa significava. Allora, significa non puoi dirmi niente, non hai niente da dire su di me, non si può dire niente sul mio conto. Oppure, in Barzitella Capera, non dicendo magamente sono onesta, non ci stanno fosan ben sta testa. Sono impeccabile, ecco. Ci sta una parola che inizialmente non capivo, in una canzone che amavo molto di Salvatore Di Giacomo, Trezzi Carolina, che è Aspica addosso. Bellissimo. Che suono è? È la lavanda. La cosa bella di questa canzone, sai qual è? Viene chiesto a tutti gli oggetti intorno a questa donna di animarsi per distruggerla, per farla fuori. A noi si dice un petto, ma raccomando, una mattina che quella si va a portare una scippala. Mamma mia! Allo specchio, appannata, non mi permettere di ammirarsi. E alle lenzuola infuocatela, così che lei non possa trovare riposo. Ma che succede? Che quella troppo, tanta che bella stava io, che lo specchio è di Venezia, quindi non ha fatto mosse, non si è appannato. Un petto è di tartaruga fina, quindi è di buona qualità, per cui è impossibile che la scippa, tanto che è bella. E le lenzuolelle non sono infuocate, smuovono un odore spiccadosso, profumano le carni di lavanda, per cui più infame e più simpatica, più bella sai se fa